Presentiamo oggi il rendiconto sociale 2020 dell'INPS del Veneto, un anno straordinario e il rendiconto sociale lo racconta molto bene. Un anno in cui c'è stato un aumento della produzione del 22% nelle sedi nonostante un personale in calo e un aumento in particolare nell'ambito degli ammortizzatori sociali per effetto della crisi che è conseguita al diffondersi della pandemia. In Veneto le prestazioni collegate all'emergenza socio-economica hanno comportato un aumento delle uscite di oltre 1 miliardo. Questo dà l'idea dell'intensità dello sforzo economico posto dal governo a presidio e a salvaguardia dei posti di lavoro e a sostentamento, diciamo così, anche delle categorie non protette dagli ammortizzatori ordinari e a sostegno anche del mondo delle imprese. Questo sforzo gigantesco, questo aumento della produzione e questa tempestività che oggi rivendicheremo poi nelle erogazioni, almeno nella nostra regione, è il risultato di uno sforzo congiunto di una filiera di attori, non è il risultato dello sforzo esclusivamente dell'INPS, è anche il risultato dello sforzo di tutti gli intermediari che assistono le imprese, delle associazioni di categoria, di tutto il mondo dei professionisti che supporta le aziende nelle scelte e anche nelle dinamiche processuali per l'accesso alle prestazioni. Ecco che è un risultato collettivo che a mio avviso dobbiamo rivendicare tutti perché va nella direzione di, come dire, dare forza e anche convinzione per il futuro, perché c'è stato un elevato senso di coesione istituzionale che ha consentito di raggiungere questi risultati. Però quello che è accaduto nel 2020 deve essere anche utilizzato per, come dire, proiettarci verso il futuro e capire quali sono i limiti che il sistema aveva. È stato lo stress test più impegnativo che potevamo pensare, perché abbiamo dovuto affrontare una crisi non endogena al sistema economico, ma esogena, quindi dovuta a cause esterne e di dimensioni assolutamente non comparabili con il passato, perché ovviamente il lockdown ha costretto a sospendere l'attività produttiva alla generalità delle aziende, mentre prima conoscevamo crisi congiunturali, settoriali, selettive. È evidente che il sistema che era progettato e pensato per crisi endogene e, tra virgolette, tradizionali, ha risentito di questo tipo di stress test, lo ha sopportato, ma ci ha anche fatto capire che dobbiamo lavorare a una maggiore universalità delle coperture, ragionare su come finanziare il sistema, perché non può essere finanziato sempre dalla fiscalità generale su questi livelli, quindi occorre anche cominciare a ragionare sulla possibilità di avere anche in futuro crisi che non siano prodotte dal sistema economico e che possono risultare dirompenti come è risultata dirompente quest'ultima crisi. Ecco che diventa importante aprire una riflessione che vada verso un nuovo sistema di ammortizzatori sociali, che è quello che dovremo vedere nei prossimi mesi e di cui sicuramente si avverte in questo momento il bisogno anche per adeguarsi e per recepire la lezione di quello che è avvenuto in questi mesi. I dati in Veneto dimostrano che complessivamente il numero delle aziende iscritte cala solo del 2%, nonostante tutto quello che è successo. Significa che le misure adottate per il sostegno ai lavoratori e imprese hanno in qualche modo aiutato a, come dire, tenere fermo il sistema economico in un contesto di grande fibrillazione. Se però andiamo a vedere la dinamica delle nuove aziende, ci accorgiamo che c'è un calo delle nuove iscrizioni del 16%. Questo significa che sì, ha retto lo stock di aziende presenti, ma c'è stata una riduzione di quello che è il tasso di attivazione di nuova imprenditorialità ed è un aspetto che va focalizzato e su cui bisognerà intervenire, perché il sistema ha bisogno di nuove aziende per rigenerarsi e per sostituire quelle che cessano e che escono dal sistema. Anche le misure volte alla sospensione degli obblighi contributivi sembrano avere funzionato, perché complessivamente il numero delle dichiarazioni contributive e retributive insolute, parziali o totali, cioè alle quali non ha seguito il versamento della contribuzione, è in contrazione rispetto al 2019, nonostante la crisi, e questo è un altro buon segnale che possiamo portare a sostegno della tenuta complessiva del sistema. Le stesse entrate contributive nel corso del 2020 scendono rispetto al 2019, ma sono più alte rispetto al 2018.
e questo è un dato significativo. Inoltre, nella prima parte del 2021 vediamo già che il calo del 2020 è riassorbito, perché quest'anno nel primo semestre c'è già stato un volume di entrate contributive che è in linea con quello del 2019, che probabilmente verrà superato. Anche questi elementi ci fanno pensare che complessivamente la tenuta del sistema ci sia stata nonostante tutto e che nel giro di un lasso di tempo relativamente breve, anche sotto questo profilo, ci possa essere una dinamica, diciamo, di superamento complessivo della crisi. Anche l'utilizzo degli ammortizzatori sociali sta diminuendo dopo l'esplosione della cassa integrazione nelle varie forme lo scorso anno. Vediamo che in Veneto c'è una evidente contrazione nell'utilizzo sia della cassa integrazione ordinaria, sia della cassa integrazione straordinaria, sia della cassa integrazione in deroga. La cosa interessante è che il Veneto si mostra in controtendenza rispetto al resto del territorio nazionale, perché riscontriamo che mentre in Veneto la cassa integrazione in deroga è in sensibile calo, per esempio, non è così sul piano nazionale. Anche il calo del ricorso al FIS è molto maggiore in Veneto che non nel resto del territorio nazionale. Allo stesso modo anche la riduzione di cassa integrazione ordinaria e straordinaria sono superiori in Veneto rispetto al resto del territorio nazionale. Sembra che in Veneto la locomotiva sia ripartita con una maggiore velocità rispetto al resto del territorio nazionale.